Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Nell'ultima puntata abbiamo fatto un bel po' di missioni per il nostro Carlos Montero e finalmente abbiamo guadagnato la sua fiducia. Abbiamo salvato questo Miguel che era un membro, insomma, della loro famiglia e finalmente l'abbiamo salvato dopo che loro, in un incidente successo, sono riusciti a scappare tutti lasciando indietro questo Miguel che adesso noi abbiamo riportato, insomma, a casa. Io prima di partire con una missione principale, abbiamo da parlare sia con Phil oppure con Espada, andrei a farmi un'altra missione che sarebbe questa qui, caccia al tesoro. Sono missioni estremamente secondarie, però voglio vedere insieme a voi almeno di che cosa si tratta. Guarda, 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 guarda il coccodrillo, il coccodrillo. Coccodrillo ti sei portato, vaffanculo. Quindi volevo vedere insieme a voi di che cosa si può trattare questa missione. Io direi di andarci subito. Mamma mia, ormai siamo dei piloti. Alto, ho montato pure le torrette un po' diverse, raga. Colpi incendiari e sparo direttamente dalla guida. Guardate qua, mamma mia, raga. Io spero, raga, che vi stia piacendo questa serie comunque su Far Cry 6. Io mi ci sto divertendo un sacco, ve l'ho detto in più episodi. Che la prima volta che giocai Far Cry 6 io non ho fatto minimamente caso alla bellezza di questo gioco. Dove stracazzo siamo? Sei tipo un villaggio turistico. Oddio, vabbè, non c'è più, possiamo andare. Ma è qua che dobbiamo andare. Guarda che belle queste montagne così colorate. Ah no, è qua di fianco. Aia, ma porca madonna. Ok, il posto sembra questo, raga. Caccia al tesoro. Intanto presumo di dover scalare. Mi chiamo Elisio Zayas e ho intrapreso un viaggio che ha portato alla creazione della mia più grande opera, un murale. Vieni a vedere il murale e ripercorri i miei passi. Ok, se gli spiriti saranno gentili troverai il portale segreto. Ok. Oh, vai. Seguiamo i suoi passi, intanto arrampichiamoci. Queste sono estremamente secondarie queste robe, però mi ricordo che erano molto divertenti da fare perché comunque sono storie aggiuntive e soprattutto uniche fra di loro. Mi ricordo in qualche Far Cry, adesso non ci penso, forse il 5, c'erano le scorte dei prepper, mi pare, cacciatori di tesori che nascondevano tutti oggetti di valore, però erano molto simili fra di loro. Invece queste qui su Far Cry 6 sono state fatte molto diverse tra di loro, sono storie totalmente diverse e interessanti da giocare. Per essere delle secondarie non sono male. Comunque i segnali portano in questa grotta. Dobbiamo andare sotto qua. C'è una nota, magari un indizio. La guida locale non mentiva, gli Olua esistono davvero. Ida è stato qui, il calore è piuttosto intenso. Vabbè, veneravano qualcosa, un dono degli dei, vedi? Guardate qua, raga, ma quanto è figa sta grotta. Anche il suono ambientale. Guarda, mi sgancio da fune a fune. Ok, qua penso di romperli così. Fantastico. Posso arrampicarmi così. Istruzioni scritte. Hai superato la prima delle mie prove, quindi ti darò il sapere e la forza di continuare. Ida è la divinità su cui ho dedicato il mio lavoro e la mia vita. La rompo? Dimmi di sì. No. Ah, potevo, vabbè, ho ripreso velocità. Mamma mia, dove stracazzo siamo, raga. Qua mi sgancio adesso, ora. Mamma mia che giri. Dobbiamo riandare qua per di qua. Che giro è? Mamma mia, ma è un bordello. Saliamo qui e poi da qui a qua. Faccio una scala. È un casino, raga. Cazzo di posto è? Che culo, ho preso la fune. Oddio. Fune su fune. Mamma mia, non so manco se è giusto. Dai. No, non ce la faccio. Ah, devo fare prima quindi così. Ok, sono arrivato. Benedizione della Triade. Dovrei trovarli tutti. Ma perdonami, aspetta un attimo. Su collezione. No, questo non mi interessa. Su inventario, un attimo. Su... No, niente. No, sì. Sì, mi sa. Reliquia Ida. Riporta questa appassionata reliquia alla sua legittima dimora nella caverna degli Oluofuoco e fascina sulla musica. Assurdo, ma è una missione che continua. Sigillo di Ida. Ok, e cosa mi dà questo elmetto? Evidenzia alleati, soldati e animali di notte. Bellissimo.
Guarda lì con quanto stile, raga, dai. Bellissima, raga. Che dire, proprio figa sta missione. Ok, usciamo da sta grotta. Adesso come cazzo si esce? Ah, ok. Uscire era più semplice. Che bello, guarda che paesaggi, raga. Allora, quindi, ricapitolando, noi abbiamo intanto la macchina qua sotto. Qua c'è una cassa di libertati che potremo aprire mentre siamo di passaggio. Quindi ci apriamo sta cassa e poi andiamo a fare la missione principale. Credo non abbiamo ancora la tuta alare. Spero ci sia più avanti. Aia le ginocchia. Mamma mia, sempre il dito mi ah, Dio mio, questa l'ho sentita. C'è una bella donna nel ritratto. Cazzo è? Cosa? Ehi. Cosa è successo? A caso. Allora ma lei come cazzo si permette? Non si permette più a fare una roba del genere, capito? Allora, un'altra cosa che vorrei farvi vedere è che portando i veicoli... Oddio, ma c'è un lancio di equipaggiamento così. Portando dei veicoli a un nostro avamposto, noi abbiamo la possibilità di raccogliere... Intanto avere quel veicolo, quindi possiamo chiamarlo da qualsiasi stazione di veicoli, e in più ci sblocca tipo colori, verniciature per il nostro veicolo personale, quindi è una roba molto figa da fare. Quindi adesso io direi di farla una roba del genere. Ci prendiamo un veicolo che non abbiamo. Per esempio questi furgoncini qui io non ce li ho e sarebbe molto figo secondo me averne uno. Il furgoncino che fa, te ne privi del furgoncino. Tanto qua materiali. Adesso il punto più di ritiro, mamma mia, noi siamo qua il culo al mondo. Il punto di ritiro più vicino che abbiamo è proprio qui, dove dobbiamo andare a fare la missione secondaria. Poi ci andiamo a fare pure questa storia iariana. Però una missione della storia io l'andrei a fare. Minchia, ma io ho un convoglio davanti. Buon uomo. No, esplodo io. Ma io sono un coglione. Perché va così male la macchina? Madò, si era messa la guida automatica, guarda. Devo riuscire a passarli e poi tirare una granata dietro di me se riesco. Ma che cazzo? Oddio! Che cazzo ho fatto? È successo il panico. Aia. Madonna. Fermati. Dammi il veicolo. Veloce, non possiamo perderlo. Mamma mia, raga, ho fatto l'uccisione tra veicolo. Fantastico. Non può scapparmi quel convoglio. Bastardo. Minchia, ti vengo a prendere. Lo vedo. Dai qui, subito a destra. Bastardo, non mi scappi questa volta. Fanculo. Preso. Ho appena preso un convoglio. What? Minchia, se prendo il convoglio e lo porto in un accampamento ti dà i pezzi. Ecco come si ottengono. Io li distruggo invece. Vai, allora ritorniamo all'accampamento. Bellissimo. Meno male che qua ho liberato un po' di posti di blocco, raga. Vedete qua è tutta zona nostra. Ma è fantastica, raga, l'uccisione comunque dal veicolo. Cioè, non lo sapevo. Appena ho visto qua sequestra, ho detto, ho premuto F a caso. Ma speriamo non mi fanno prendere stradine incredibili per andare al villaggio, perché io comunque ho un cazzo di camion. Già fare ste curve è problematico. Quindi lo poso qua. Metallo 50. Ah, solo metallo. Questa me la sono un po' presa a male, ve lo dico. Comunque, proseguiamo. Facciamo una missione della storia. Dovremmo parlare con Phil, ma io voglio parlare con Espada, che da un po' che non ci parliamo. Allora, ho bisogno del tuo aiuto per scovare quel tenente che sto cercando. Ci vediamo al molo per prendere quel pezzo di merda. Va bene. Allora, prendiamo un veicolo. Guardate, questi qui sono i veicoli che io sono riuscito a portare. Questa macchina, il quad, auto dell'FND, sia quella senza tettuccio che quella col tettuccio, e il furgone. Direi di quest'auto qui, giallognola. Come cazzo si chiama però? Dov'è? Guardala qui. Guarda che bella, raga. Oppala. È pure abbastanza veloce questa qui. Questa ha tipo la velocità della nostra auto. Ok, andiamo qui, incontriamo Espada. Mamma mia che strade. Porca puttana. Queste stradine incredibili. Certo, ho la macchina sbagliata nel momento sbagliato, dato che piove. Vabbè, sti cazzi. Mamma mia che lampo. Comunque che dire, raga, è fatto bene sto Far Cry, Mi sono sbagliato. Tavolini che si rompono, gli oggetti, le esplosioni sfracellano un sacco di roba. Non mi posso veramente lamentare, è stradivertente.
Want to complain? You can swim. È una barca di merda, però dai. Sempre meglio di andare a nuoto. Dimmi tutto, buon uomo. Che poi è una donna. Nice boat. Is it yours? No, I stole it. Papa taught me how to hotwire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey, we have to get Carlos a doctor. Good luck. He's coughing blood. He needs help. Papa took me fishing once. South of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience. Couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lip. Got so pissed he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Porca Papa told puttana. them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help is the day hell freezes over, Danny. Coño. You Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Sure. Shut up. Fucking tobacco. We were Ah. supposed to make our people Doveva rich. renderci ricchi. That's what Anton said anyway. See. That's how we got elected. Yes, and a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again, like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If Hai we want to ragione, change Spada. things, someone has to whip us all into shape, bring us together. And it's not going to be Papa. Comunque, con questa barca di merda, dai che andiamo a fare questa missione, ci spacchiamo il culo a tutti. E tu lo sai. Tra l'altro avevi melona, carino. Non lo so, che cosa sono? Ah, non sono melone, tipo dei sacchi. So Carlos doesn't È una have a barca plan? di merda, dai, la mia era Plan meglio. is don't tell anybody what the fuck you're feeling ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Cioè, guapo in volo Just comunque. fucking react to whatever È morto. Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit, but if he liked you, he had your back for life. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things. Be agile. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Hai Good ragione. answer, Daddy. Comunque, siamo arrivati qui a Caio Villaren. Che cazzo dobbiamo fare? Mierda, you smoking Mexican? Tobacco out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. José Castillo, guarda qua, il nipote. ¿Qué pasa? Jose fucking Castillo. Anton's bitch of a nephew. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we were looking for. Looks more like a scientist. Let's take Jose out. No. Might hit the lieutenant. Oh. What's going on? Fuck. Hey, over there. Mamma mia, raga, ma avete visto che cazzo di I scena? need to know where that scientist is going. Ok, guapo, resta qua che qua è una missione Maybe his furtiva. friend by the helipad can help. Queste mi vedono. Conviene la pistola qua, fare due colpi veloci. Con l'arco non ce l'avrei fatta. Ok, quindi ce ne sono altri qui. Il tizio morto vicino all'eliporto potrebbe esserci utile. Dobbiamo vedere che cosa aveva il tenente, quindi. C'è ancora altra gente. Anzi, grazie a questa attrezzatura che abbiamo come elmo, vedete, i nemici sono molto più evidenziati la notte. E quindi il fatto che noi siamo arrivati qui di notte è un vantaggio. Minchia, questi si stanno avvicinando fra di loro, potrebbe essere un problema. Che azione. Oddio, ho sbagliato. Free from the constraints of your responsibilities. Free from your duties and the mundane. Here, Che cazzo, sono un arciere. Ok, io lutterei qua un attimo per riprendere. Oddio. Sparato con un'arma non silenziata, spero non ci sia nessuno. Ok, solo cani, solo cani.
Solo cane, meno male raga, meno male avevo quell'arma lì. Allora, era qua che ha freddato il comandante. Una nota. Caro tenente Lopez, in riconoscimento dei suoi eccezionali servigi a beneficio di un vero Iarano, ho il piacere di invitarla a nome dell'illustre generale José Castillo, comandante delle forze aeree FND, gran sorvegliante dell'operazione Viviro di Madrugada, Achille Caraibico, beneamato vero Iarano e decorato con la medaglia al valore Cuor di Leone, a una serata esclusiva di gioia ed eccessi nella sua residenza privata. Ok, quindi presumo sia lì che dobbiamo andare. Abbiamo una destinazione. Leviamoci dal cazzo qui. Dobbiamo raggiungere quel punto lì che è un 300 metri. Mi sa che dobbiamo farli a piedi. Dai guapo, ritorna. Guarda guapo con quanto stile intanto. Ci sono affezionato anche se non fa un cazzo raga guapo. Che c'è più movement qua che su Warzone 2 raga. Ok, la proprietà è questa, siamo già arrivati. Think Jose's got a computer around here? Dog. Guarda i coglioni, cane di merda. Spero che nessuno lo stia guardando. Fatto 2. Questo potrebbe sgamarci. Oh, quello fuori dai coglioni subito. Ce n'è un altro che non penso lo stiano guardando. Mamma mia, st'arco qui è fenomenale. Ok. Troppi morti. Ancora qua qualcuno c'è. Non si è accorto di un cazzo questo. Oh, c'era l'altro lì. Mamma mia ragazzi. Con quanta furtività raga. Oddio, ma c'è uno squalo in piscina. Fammelo prendere con l'arco che almeno mi dà la pelle, quel che è. Che cazzo ci fa uno squalo in piscina? Perdonami. Squalo delle barriere, grugnolo francese. Ah, gli ho aperto tipo lo stomaco. Aveva mangiato dei grugnoli francesi, presumo. No password, idiota. Let's see what we got here. Ah, un filmato di 2 secondi. El Potevano pequeño has a evitarselo. fucking torture chamber filled with outcasts. It's under the lighthouse just south Sotto of il here. faro. Can you let Che me cosa in? abbiamo trovato qua? Figlio di puttana Giuseppe. Fammi vedere un attimo. Fermi tutti. Allora, questa è praticamente la nostra pistola, però unica, penso. Non so se usarla però, perché è sempre incendiaria sta roba. No, no, I'll stay vabbè. and see what else I can find. Suerte, Danny. Ok. Giuseppe ha un bunker sotto il faro, quindi qua abbiamo una lista di robe. Chiamiamo la nostra... Ah, non posso, vaffanculo. Forse perché siamo in una zona di merda. Con quale mira siamo su questo Far Cry 6, raga? Lo vorrei dire, non vedo l'ora di andare in un banco da lavoro. Non mi modifico robe da una vita. E il problema è che non ho visto avamposti qua nelle vicinanze. Chissà, magari qualcuno di questi lo è. Ma siamo noi su un'isola proprio a parte. Guarda che bello dove siamo andati. Cos'è? Cos'è quella roba? Una lepre. Oddio, freddata. Vorrei fare la morte dall'alto quella tocca, raga. Media. Guarda lì. In gola. Nell'occhio aggiungerei. Così, freddato. Ehi, stai zitto. Non ti permettere. Tu guapo, mi raccomando, non fare mai un cazzo. C'è una cassa dell'FND qui. Dai, dai, dammi qualcosa di bello. Polvere da sparo, dai, dai, buono che dobbiamo potenziare robe noi. Vabbè, guapo, tu veditela col cane e io vado avanti. Ok, raga, questo è il faro. Siamo arrivati. Qua c'è gente, dobbiamo stare attenti. Ci sono un mare di pattuglie qua nei dintorni. Guarda questo. A cagare. Gente sul molo. Forse lì qualcuno ci sarà. Sì, qua la zona è abbastanza piena. Vediamo un po' una posizione di altezza. Ecco, già uno è lì. Qua mi sa che è piena. Vorrei vedere se c'è qualche cecchino lì. Meno male. 2, 3. Guapo, tu stai qui, stai fermo, non farti sgamare. Dietro di me mi stanno sgamando. Facciamo fuori questo. Secondo me porta problemi. Ok, qua sopra ce ne sono sicuramente un casino. Tra l'altro da me, raga, è fatto buio, Dio mio. Dobbiamo cercare di eliminare questi. Ok, fermi tutti. Fatto delle robe. Mamma mia, guarda qua. Ma come non si taglia la testa con tutta questa violenza? Ok, ma è questa la strada per il bunker? Sì, eccolo qua. Secondo me c'è qualcuno anche qua dentro, Ehi, vaffanculo, guarda come tengono gli ostaggi. Vi libero tutti. Prego, prego, vai, 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 andiamo, andate tutti. Guarda questo, poverino. Ha fatto una brutta fine. Vai, 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 andiamo, andiamo, fuori, fuori, fuori. Dai, fatemi passare bene, fatevi dai coglioni. Espada. Jose was using this place as his Guarda own che belli little pure i torture riflessi della porta. chamber. He had outcasts in there, but I freed them. Enfermo mental. I shouldn't be surprised. Good work though, Danny. I found where that scientist works. This Ingao we saw earlier. Ah, lo scienziato di prima abbiamo visto dove lavora. Okay,
And are you going to tell me what's really going on? You'll know when I need you to know. Così, operazione completata. Ragazzoli, io per questo episodio mi sa che bisogna salutarci qui. Nel prossimo episodio faremo sia la missione di Chorizo, del cane, sia di Phil, e sia vediamo un po' questo scienziato. E se ci avanza tempo possiamo anche farci un'altra caccia al tesoro, che alla fine era molto interessante. Signori, io per questo episodio vi saluto. Vi invito sempre a lasciare like, iscrivervi, cazzi e mazze. E noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Ciao belli.